No, chiamo te, ci mancherebbe. Io Chiamo te. voglio presentare Vittorio Cane questa sera. Sì, che non lo puoi presentare No. così perché ha cambiato nome, lo sai. No, non sapevo. Adesso te lo spiego, non si chiama più Cosa Vittorio è Cane. successo? Praticamente ha intrapreso un cammino, come dire, ha voluto migliorarsi, mistico, e quindi l'ha preso in maniera quasi sportiva. E Sì, ma stasera non va bene così, non so. verrà come atleta, diciamo, viene con questo suo nuovo progetto e Si si è chiama. buttato nello sport. No, fa sempre quello, però ha cambiato nome. Diciamo, lo fanno in tanti, sta cosa qua, non è l'unico che ha questo genere di. Vabbè. Però, diciamo, mi sembra anche un personaggio che in qualche modo può servirci per raccontare un po' quella che è la tua vicenda. Perché adesso, diciamo, abbiamo accennato di questo nuovo spazio che tu hai aperto, che è Comodo 64, che come lo possiamo definire? Non lo so, no, è un po' indefinibile perché tante cose messe assieme. E Quindi tante cose messe assieme. Sì, è studio, è spazio espositivo, cos'è? Non è indefinibile. È un posto indefinibile, Sì. è un posto che difficilmente, diciamo, bisognerebbe, chiaramente invitiamo a visitare, c'è sito e quant'altro, ma difficilmente magari è comprensibile a chi non conosce magari un minimo la tua storia. Io cosa posso dire? Posso dare qualche accenno? Ci siamo conosciuti che diciamo eri uno stilista, c'era Progetto Darden, Facevamo le magliette, dai. ma che magliette, facciamo, che magliette, poi tante cose, tante avventure. Il Barcode, un locale che ormai non c'è più ma che ha segnato le notti dei torinesi nei primi 2000. Sì. No, 2003, sì. 2003. Forse qualche anno prima ci siamo conosciuti. Noi ci siamo già conosciuti un anno prima perché c'era un Quello locale prima, storico che si quello chiamava prima. Pari Texas, Sì. diciamo proprio le cose come stanno veramente, che è un locale molto chic, anche già il titolo la diceva lunga della tua Gente chic. molto molto chic. E il Barcode, dove noi siamo riusciti anche a inventarci, come dire, dei format, abbiamo Duel. fatto una serie di serate. Duel, vuoi ricordare tu com'è nato? Perché tu sei stato anche un grande direttore artistico lì. L'hai raccontato prima te, bene, però dai. abbiamo sentito solo io e te, è chiaro. No, non so, adesso brevemente, Duel, che è questa sfida di sonorizzazione Sì, che perché abbiamo. era un periodo che facevamo un po' di serate al Barcode e abbiamo provato a fare qualche sonorizzazione. Sì. E tu mi hai ricordato prima che ti dissi belle queste sonorizzazioni, però sarebbe meglio invitare due musicisti così portano più gente. Sì, sostanzialmente diciamo questa era la motivazione artistica che ci ha portato a mettere. Non me lo ricordavo a fare io, Duel. giuro. Esatto, tu non te lo ricordavi, me lo ricordavo io, e da lì diciamo ne abbiamo fatte tante, ma diciamo l'ultima che qui i torinesi ricordano ancora con un po' di nostalgia era l'angolo di New York che eri riuscito ad aprire in via Principe Meteor, il Rat, questo locale che effettivamente Covo di pazzi qua dietro. tu come sei riuscito, diciamo, a fare questa cosa così newyorkese lì a Torino? Ma non lo so, è un progetto che ha preso poi quella piega lì, forse perché era un periodo in cui ero un po' infognato di New York. Di New York. Sì. Perché in realtà la tua passione è sempre stata, diciamo, l'immagine, no? In qualche modo, sia che sia in movimento. Negli anni sì, ho coltivato questa vita parallela di fotografo, regista e altri progetti, diciamo, paralleli ai locali. Però poi, come ti dicevo prima, forse è il mio destino ritornare dietro un bancone come stasera. E infatti, diciamo che quando sei arrivato dietro il bancone sono subito ci hanno chiesto delle birre. Di solito non succede. Subito ci hanno chiesto da bere. Ci hanno subito chiesto da bere, però subito riconosciuti. che ti devo dire? Evidentemente è un po' è il nostro destino. Però c'è qualche problema forse, ma è bello però anche, diciamo, la vita, diciamo, dietro il bancone, perché è una sorta, tu fai un po' lo psicologo anche dietro il bancone, diciamoci la verità. Sì. Ma prima ero qua sopra e c'era, insomma, come dire, si riconosce subito l'avventore un po' da, come dire, da curare, da coccolare, quindi il barista è psicologo per forza. Il barista è psicologo. Sì, e negli anni nei locali ne abbiamo coltivati tanti qui a Torino, dai. Ne abbiamo coltivati, perché ci sono tanti casi. Ne abbiamo aiutati tanti, forse dovevamo prendere anche dei soldi per questa cosa, insomma, però l'ASL non ci ha aiutato. Sì, mi verrebbe quasi da dire che è stata una cosa reciproca, perché ci hanno anche aiutato in tanti, diciamo. Sì, perché... no, ovvio, era... È stata una maniera di starci dentro. Allora, tu tra l'altro anche come organizzatore hai organizzato delle cose pazzissime, io non è che adesso posso ricordare tutto, perché poi sembra che dice mamma mia quante cose,
però in effetti è vero. E adesso il prossimo gruppo che sta per che si sta per preparare, potete metterlo di sopra. Non so se ne hai mai sentiti, però No, però mi fido di te, poi non lo so, mi piace. diciamo stasera. con la New Wave come eri messo all'epoca? Bene, dai. Eri partito subito con la New Wave, poi ti Sì, però eri un eravamo po' io, tuppato. te, Alberto Campo. Esatto, Alberto Campo dovrebbe venire qua, dobbiamo invitarlo, Alberto Campo, che salutiamo. E poi sono cambiate, poi sei passato all'hip hop, L'elettronica, rave, Elettronica. le droghe, poi siamo finiti qua, insomma. sì, quella diciamo c'è, poi siamo finiti qua. Questo Un po' di nostalgici dei rave. sì, ma guarda, ma fra un po' li andiamo a trovare di sicuro, perché quello qua è tutta una generazione. C'era diciamo, Vittorio qua. Cane che C'era- stava applaudendo. Ma non è più Vittorio Cane, non lo può più chiamare così. No, Io io stasera lo chiamo Vittorio Cane, poi fai tu, non so. vabbè, anche noi lo Se chiamiamo non Vittorio sale sul palco non è colpa mia. Adesso poi cercheremo di farcelo raccontare, ha creato il caso con questa cosa che è sparito per un po', tu lo sai che è Sì, sparito. ma chi dici Vittorio? Vittorio Cane, Sì, sì. ma l'ha fatto apposta, sicuro, per andare poi nei soliti giornali, Novella 2000, insomma. Lo Sì. cercano. Lo cercano. Pensi di invitarlo a Comodo 64? Cosa Non so- vorresti fargli non- fare? Non Cosa so vorresti- se viene, perché molte volte l'ho invitato, ma non accetta gli inviti ormai. Ecco, ma siccome è molto eclettico come artista, diciamo, se tu fossi il suo manager, cosa gli faresti fare? Non ascoltarlo adesso, cosa gli faresti fare? Non lo so, cosa dici tu? Dai, secondo- L'atleta L'atleta mi sembra una bella idea. Sì, ma lo vedo già con le polsierine da tennista e la fascetta di spugna in testa, non so. Sì, potrebbe, questa è la clac, non è stata sentita. Potrebbe fare, diciamo, quei giochi che non si usano più. A lui piacciono quegli sport che oggi non vanno più, cioè gli sport che non Le non si- bocce, le non so. bocce per Sì, esempio, sì. questi sport qua che in Burraco, effetti dopo i 30 anni vanno molto bene. Va bene, noi abbiamo un po' allungato, diciamo, il brodo, è bellissimo, sembra di stare al Muppet Show, ma diciamo l'abbiamo dovuto fare anche per questioni tecniche, perché come vedete abbiamo allestito una grande produzione. Io adesso anzi vieni pure a vedere il banco che sia tutto a posto, perché tanto io non devo fare niente a parte parlare, perché sta per arrivare una band che pensa dopo stasera, se non sbaglio, addirittura farà una roba come una tournée di 20 date. È una cosa che non si sente più, è vero? 20 date sono tante. Incredibile. Partono tra poco, tra una decina di giorni credo, o forse addirittura proprio 10, esce il loro nuovo album, quindi in qualche modo abbiamo la possibilità di avere non solo un'anteprima dell'anteprima, perché poi suoneranno anche a Torino, diciamo qui il 16, quando uscirà l'album vero e proprio. Direi che a questo punto un po' di cosmesi l'ho messa intorno. Signori e signori, sono pronto per presentare la prossima band, We Are Waves.